Chiedo sostegno da parte delle aziende per quella che adesso è soprattutto lo sviluppo dei prototipi che possono andare dalla robotica e domotica al vero viaggio interspaziale. Servono tanti strumenti anche perché non sono cose facili. C'è tutto dietro un grande lavoro che richiede anche una grande strumentistica. Niccolò e Veronica frequentano il Duca degli Abruzzi, come tanti loro coetanei sono appassionati di scienze, sognano un futuro nella ricerca e intanto progettano, ma per mettere le ali loro sogni hanno bisogno di strumenti che le scuole non sempre hanno. Da qui l'appello sostenuto dagli insegnanti a quegli imprenditori che possano mettere a disposizione attrezzatura anche usata per la didattica di laboratorio, a partire dalle stampanti 3D, dal programma EV3, ma non solo. Sicuramente dei kit di robotica che possono essere gli EV3 o gli Arduino e anche qualcosa legato agli umanoidi, perché sempre più si va in questa direzione. Robotica, domotica, i ragazzi trevigiani che sognano un futuro nella ricerca chiedono strumenti da poche centinaia di euro che le scuole non possono permettersi e gli insegnanti ovviamente stanno dalla loro parte. Non sono mai cifre realmente consistenti, ecco, parliamo sì, di poche centinaia di euro, non sono progetti molto impegnativi, però per noi ha molto significato.